Computer, telefonini e altre apparecchiature elettroniche sarebbero già nelle mani degli investigatori che stanno indagando sul caso del papà trevigiano 46enne arrestato con l'accusa di aver abusato nella loro casa della figlia da quando la piccola aveva 2 anni e mezzo fino ai 4. Secondo gli inquirenti poi l'uomo avrebbe ripreso le violenze vendendole sul deep web, il mercato nero della pedopornografia internazionale. La piccola intanto si trova in una struttura protetta dove, spiegano gli esperti, dovrà iniziare al più presto un percorso di recupero per lenire le ferite causate dall'incubo vissuto, incubo che nella nostra regione sembrano dover affrontare molti minori. Nei primi 6 mesi del 2019 sono stati infatti 500 i bambini e i ragazzi vittime di abusi presi in cura dalle equip specializzate nelle ULSS. Diventa dunque importante cogliere sin da subito quelli che potrebbero essere i possibili segnali di una violenza fisico-psicologica. Difficoltà nel sonno, risvegli, incubi, piuttosto che difficoltà nell'enuresi o nell'encopresi, quindi bambini che avevano già acquisito il controllo sfinterico e che tornano nuovamente per esempio a fare pipì. Ci sono anche fenomeni di irritabilità, di nervosismo, di rabbia quasi ingiustificata. In altri casi in realtà non si rilevano questi sintomi. La dottoressa Terni, psicologa, fa parte dell'equipe di professionisti dell'Accademia Italiana delle Scienze di Polizia Investigativa che promuove la prevenzione, la formazione e l'informazione su diverse tematiche, tra cui la violenza di genere e il cyberbullismo. L'AISPIS organizza incontri per gli addetti ai lavori e le famiglie e sono proprio i genitori coloro che vanno sensibilizzati sui pericoli della rete. Lo sforzo di ogni genitore, così come anche delle istituzioni, piuttosto che anche degli stessi social, è arrivare ad una sorta di proibizione, come dire, della pubblicazione delle foto dei propri figli in internet. È facile poter utilizzare, rubare la foto di un profilo di un bambino. Spesso a volte i bambini anche di età un po' maggiore vengono in qualche modo rintracciati e quindi adescati in rete.